prepariamo una focaccia estiva sagostedda tipica di Villa Simmius. L'ingrediente principale per questa focaccia sarda è il pomodoro, 1 chilo ben maturi, farina 00 250 o zicchi, 250 di semola rimacinata, olio extravergine, origano a piacere a chi piace, il sale e l'aglio, non metto cipolla. Il basilico certamente non può mancare e il lievito, io metterò il lievito naturale, vedete, 3 cucchiai, ce l'ho già pronto. In alternativa il lievito di birra circa 10-12 grammi. Vedete qui ho i pomodori, questi ben maturi devono essere, mi raccomando, li ho ben lavati e adesso procedo a tagliarli a pezzettini piccoli. Come vedrete metterò tutti questi pezzetti dentro un contenitore, io sto usando la scivetta, sudianedo noi lo chiamiamo, dentro perché io metterò anche del sale, poi dovranno lasciare il proprio liquido. Ci servirà perché non aggiungeremo acqua per impastare la farina, ma l'impasteremo solo col liquido dei pomodori. Questa è una buonissima focaccia estiva tipica di Villa Simmius, come vi ho detto, semplice da preparare con ingredienti abbastanza semplici. Io ho preparato circa 1 chilo di pomodori ben maturi, voi potete anche dimezzare la dose in tutto e la farete magari in teglie piccole, più piccole, e può essere anche più bassa di quella che io poi farò, ve la farò vedere subito. Vi ricordo che trovate qui sempre nel mio canale YouTube anche la preparazione de Sarazzida. Cercatela perché anche quella è davvero buona. Il pomodoro è sempre l'ingrediente principale. Aggiungiamo il sale, circa 12-15 grammi. Giriamo bene. Aspettiamo che i pomodori rilascino il succo. Aspettiamo 5 minuti. Cominciamo a schiacciare con la mano pulita, così stringendo il pugno, tutti i pezzettini di pomodori. Non li passiamo nel tritatutto perché è meglio che rimangano i pomodori a pezzettini. Con calma, strizziamo bene. Vi assicuro che è anche divertente farlo. Eccola pronta, adesso andiamo ad aggiungere tutti gli ingredienti. Ecco, preferisco questa ciotola di vetro più alta e trasparente, così voi vedete tutta la preparazione meglio. Cominciamo a preparare tutti gli ingredienti per il condimento. Aglio, a chi piace, io lo metto. Questo grande, l'aglione toscano, è molto più dolce come sapore, diciamo, non è forte come l'altro.
Iniziamo a mettere il condimento, mettiamo l'aglio, non lo metterò tutto, mi sembra troppo, ho paura che si senta troppo, non a tutti che piace. Aggiungiamo l'origano, questo della quantità che volete voi, in base alle vostre preferenze. Tagliamo il basilico così con la mano a pezzettini, non usiamo il coltello perché altrimenti si ossida. A pezzettini grandetti, non fa niente, un profumo. È una focaccia estiva, adesso è il periodo giusto proprio per prepararla e quindi pensate il basilico quanto ci sta bene. Benissimo. Giriamo ancora. E a questo punto mettiamo l'olio, circa 30 grammi di olio, poi ne metteremo anche dopo. Giriamo. Che profumo, ragazzi. Basilico penso di aggiungerne ancora e iniziamo con le farine. Le farine sono 250 grammi di semola rimacinata e 250 grammi di farina 00, però noi possiamo mettere anche tutto semola rimacinata, vedete voi. Naturalmente se vediamo che è molto liquido, che si è formato per esempio anche in base ai pomodori molto liquido, noi aggiungeremo ancora un po' di semola rimacinata. Dobbiamo mettere anche il lievito perché la facciamo lievitare, si può fare anche senza lievito, ma con il lievito facendola lievitare per qualche ora verrà molto più leggera la focaccia, più aperta. Allora io ho deciso che ho il lievito madre ben rinfrescato, quindi io ne metterò 3 bei cucchiai, pressappoco sarà 120 grammi di lievito naturale. Se voi non l'avete però optate per o il lievito secco o il lievito di birra fresco. Del lievito di birra fresco ne potete mettere sui 15 grammi. Se mettete quello secco ne metterete solo 4. Naturalmente con il lievito naturale noi dobbiamo aspettare un po' di più la lievitazione. È un periodo bello, però sta facendo molto caldo e quindi va bene, cioè farà anche più in fretta, la lievitazione avverrà più in fretta. Se usate invece il lievito di birra, dopo un'ora, un'ora e mezza al massimo, la focaccia è pronta. Iniziamo quindi a mettere la farina, le farine. Io intanto inizio a girare così poi ci vorrà la mano sicuramente, anche per sciogliere bene il lievito naturale, ma è abbastanza morbido, si scioglie subito. Che profumo, una meraviglia. Vedete, ancora molto liquido, abbiamo ancora tanta farina da mettere. Magari questi sono 500 grammi di farine, magari non ci vuole neanche, naturalmente decide la mano, come vi dico sempre.
poco ancora di olio. E anche la farina l'ho lasciato pochissima, Adesso provo con la mano. Come vedete abbiamo impastato tutto col succo che ha rilasciato i pomodori. Cari amici, non c'è bisogno di mettere la mano dentro, che io mi accorgo che è tutto ben amalgamato e che vedete è diventato anche rosa tutto l'impasto con le farine. Abbiamo messo tutto, le farine, il lievito, il gusto dunque dell'aglio e del basilico. Io ho messo anche un pochino di origano. Adesso noi questa la mettiamo a lievitare. Poi vi farò vedere la lievitazione, non dovrà lievitare come il pane, è una focaccia, quindi quando vi riempirà la ciotola la metteremo poi a cuocere nel forno. La mettiamo a lievitare dentro il forno con la luce accesa. Dopo circa 3 ore l'impasto è così. Vedete? Ci sono le bollicine, è pronto. Prepariamo una teglia, io ho messo 30 x 36, poi dipende da quella teglia che vogliamo mettere, viene o più alta o più bassa naturalmente, s'agosteda, no? Io preferisco mettere la carta da forno. Prendiamo bene anche negli angoli. Ricordatevi che è una sorta di focaccia, quindi l'olio ci vuole. Prendiamo la ciotola e la accompagniamo delicatamente, la mettiamo tutta dentro e profumo, buonissima. Accompagniamo anche nei bordi. Forse avrei potuto mettere anche una teglia un pochino più grande. Vedete che è venuta piena. Magari con quella più larga veniva un po' più bassa, anche meglio. Ormai è già messa e la lascio così. Non c'è bisogno di mettere le mani perché, vedete, si accompagna bene anche con la... Mettiamo ancora poco di olio, ma poco, un filo. E la lasciamo riposare ancora per circa 30 minuti. Intanto accendiamo il forno a 200 gradi. Finito il tempo del riposo, andiamo a metterla in forno già in temperatura a 200 gradi per circa 15 minuti. Poi abbasseremo il forno a 180 circa per altri 15-20 minuti. Ci accorgeremo quando è pronta, quando comincia a formare la crosta sopra.
Questi tempi di cottura sono indicativi, vi ricordo comunque che ognuno deve sperimentare il proprio forno. Tagliamo sagostedda come più ci piace, possono essere dei quadrati o anche dei triangoli. Sagostedda è venuta soffice, buona, però se la volete più croccante la fate anche più bassa magari, in una teglia più lunga e la lasciate un po' di più nel forno. Se vedete che si colora troppo, come vi dico sempre, ci potete mettere sopra un pezzo di carta stagnola. Buonissima per una merenda, per portarla al mare, si gusta anche fredda, ma altrimenti la potete riscaldare sempre nel forno. Vi ricordo che così fatta a pezzettini potete metterla anche in freezer e toglierla per l'occasione che poi vi serve. Cari amici, la ricetta è finita. Vi ricordo, per chi ancora non lo avesse fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube e di attivare anche la campanella, così verrete avvisati quando pubblicherò una nuova ricetta. Vi invito anche a seguirmi nella mia pagina principale che è Instagram, lì troverete anche delle ricettine veloci. E se tutto questo che preparo vi piace, lasciate un cuore, grazie.